le più sceme, Come? Eccolo. Ah. Carmela è una bambola e fa morire con me. La mamma è terribile. Buongiorno! Chi è? Mi conoscete? Ma chi se ne va in cassa, vai, ci spastiamo. Ecco vi presentate a fare, vi conosco già. Voi siete grandissimo artista, no? E voi siete quella specie di portinaio. Scusate, innanzitutto un po' di rispetto e educazione. A specie portinaio, tu pare che non si sa Io sono portinaio, faccio portinaio. Anzi, capito, io sono il portinaio. Voi siete il portinaio? Sì, però so qua, non là. Chi? Scusate. Dopo. Sì. Dopo l'ultimo mio successo discografico. Successo discografico. Voi È andata avanti. ho fatto tanti CD. Mi fa piacere per voi. Ne ho venduti 2. Ah, ci siete diventati milionari. E sono orgoglione di averlo fatto. No, voi non siete orgogliosi, voi siete un grandissimo orgoglione. Sono un grande orgoglione. Siete orgogliosissimo, sì. Un orgoglionato. E scusate un'altra cosa. Sto cercando la casa cinematografa. Guarda tu, che guarda anch'io. Basta che non si musicate per amore di Dio. Sapete addosso sta? Basta che? Non si musicate per amore di Dio. Sapete addosso sta? Basta che non si musicate, ma siete venuti fuori bottiglie per voi. Io ci vedo benissimo, guardate. Mi fa piacere. Piacere per voi. Mi stanno chiamando. Chi? Mi stanno chiamando. Accidenti, ma chi? I cinematografi. Lo Per so. fare un grande film. Ah, Modestamente, con il fisico che ho io. ma che te lo fanno loro, tenete sotto? Questi sono tutti là addominali. Madonna, che schifezza. Comunque, ma facete un film allora? Sì, E che film state facendo? ora vi faccio apparire. Ah. Ma che stai facendo? Ve lo faccio apparire. Sono cose pazze, vai. Ah, ma ci sta là! Ah no. State apparire. Ma non lo vedo! I pompieri, chiamate i pompieri! Faccio macista. Facete macista? Faccio macista. Voi proprio? Io proprio sì. Beh, allora faccio sottovalutare. Però mi dispiace, capire, io sono come a San Tommaso. Se non ci mette in mano non ci crede. Mi dispiace, ma io devo constatare però, È crostatato. È crostatino. E te li mangiate. Non mangia. È crostatino. Ma vuole crostatino? Constatare! Sulla trena che mangiate. Guardate che capire, chissà l'ha fatto voi. L'ho fatto io, perché sti male. Perché si male, Male è miese, perché qua ci ne manca miese. Ora cresci. Ah, capito. Macista, L'ho lasciato di là. Macista. Voi proprio. Io proprio. Guarda che capire! Guarda! Guarda, tu che faccio price, guarda! Eccolo, vabbè! E io sono Sansone, te! Ma vattene, va, su potente e merda, guarda qua! Ma vattene, va! Macista! Sono cose pazze, va più! Macista! Ah, Ciao, Lucarello. Chi è? Uè! Finalmente una bella presenza! Che fai, Luci? Ho un appuntamento con Ciro. Uccidi? Allora ci proprio innamorato, uccidi, Mi fa piacere. Sì. Mi fa assai piacere. Ma Lucarello, che avete? Vi vedo tutto sudato, stanco. Niente, è una lunga... non ti posso spiegare, non potresti mai capire quello che capita a me. Che hai, Lucarello? Sono male, Stai male. sono male. Perché tu sei felice e io non so chi è. Felice. Ma va dentro fratello.
vattene. Ah, hai visto? Che taccia dici? Come, stavamo dicendo che tu ti stai aspettando a Cina? Sì. Mi fa piacere, perché Cina è un bravo aiuto, mi fa piacere veramente. Mi fa piacere. Che c'è, Lucarelli? Cosa che non mi succede a me con Carmelo. All'amici caro Carmelo, non me la dà. Non me la vuole proprio dare, manco morta. Lucarelli, insomma. Ma che capito, Lucia? Non me la vuole dare. La mano, non mettergli l'anello. Se la butto insieme. Sì che capisco. Hai visto? Lucarelli, non ti preoccupare che prima o poi Carmelina tua te la darà la mano. Ah, come fosse bello però, io e Carmelo, insieme all'altare, fa tu vedi, tu carino, a cazzo! Poverello! Scusa, mi stavo immaginando una cosa, però, niente, speriamo che si avveri. Ma allora che fai, non aspetta qua? Visto che Ciro non è ancora arrivato, vado avanti io, vediamo se l'incontro sta Ecco che facendo. la bella idea, sai, faccio pure io la stessa cosa. Io sabato si incontra a Carmelo e che sta passando da buono. Ciao Ma ce Lucarello! l'ha già fatta, ce l'ha già fatta! Ciao! Carmelo, amore mio, lo sai! Ciao Ciro! Carmine, Piacere Lucia, auguri! uscito da poco, tu lo sai. Senta, che fa? Vai al bar? Va dentro? Va bene, andiamo a trovare degli amici. Va, mi stanno aspettando. Ciao, Lucia. Ciao Carmine! Ciao! Andiamo al bar? Carmine, stai d'accordo, Tranquillo. Non vieni da 100 casine, Tranquillo. Oh, bravo! È da molto che aspetti? No, non preoccuparti. Sì, mandiamoci qualcosa da bere, va? Sì, Ma tu, che bella che sei, io. ti piace? Hai messo gli orecchini che ti ho regalato? Già, Hai fatto apposta? sì. Bravo. Sabi. Padella, vieni oggi, vieni. Ciao Lucia, ciao zio. Ciao Patella. Guardate il giornale. Grazie, lo sai che io leggo sempre il giornale. Allora, cosa prendiamo? Io ho un caffè macchiato, lo sai. zio, Un caffè? Allora, 2 caffè. Come stai? zio? Zio. Così e così. Hai ragione. Ok, vi riporto subito. Vai, Grazie. Allora, non è la musica che aspetta. No, non preoccuparti. Ma già, Poco poco. prima proprio. Patella. No. Come te? Sei bella stasera. Guarda chi c'è. Certo. Laura. Non ce la Ciao. Sì. Andiamo a ballare. A quando vieni? Madonna. Possiamo mangiare, ballare no. Come stai? Va bene. A posto? Tempo. Laura. Che c'è? Sai poi. Lo sai, papà. Sì, sì. Papà. Sapevamo che fa cose brutte, sì. Niente, Franco. Va Papà. bene, Laura, dai. Non pensiamoci. Sono qua. Non ti preoccupare. E starò qua a Napoli. Non parto più. Mi sono trasferita qua per sempre. Sono tanto contenta di riabbracciare tutti. A proposito, padre, sai come sta Ciro? È molto tempo che non lo vedo. Immaginavo. Come sta? Sta bene? Sì, sta benissimo. Lo puoi salutare e parlare subito con lui. E seduto a quel tavolo con Lucia. È vero. Laura, sono tanto contenta che sei tornata. Anche per me. Ciao, padella. Ciao Laura, Ciao. ci vediamo. Ciao, ciao. Zio, arrivo subito. No, ho capito. Buonasera. Ciao, Lucia. Ciao Laura. Ciao, Ciro. Ma sì, Come stai? io vedo. Tua madre come sta? Mamma sta bene. Vedi? Sì. Mi fa piacere. Lucia, ma che hai fatto? Ti trovi in